Allora sì, vediamo se siamo collegati con l'imputato Calderon Raul Esteban, casa circondariale di Larino. Ci sentite? Sì, buongiorno Presidente, Buongiorno. Dalla casa circondariale di Larino confermo la presenza in aula di Calderon Raul Esteban, nato in Argentina il 26/2/1969, garantiti i benefici di legge in materia di videoconferenza e nessuna condizione di incompatibilità con questo ufficiale di PG in merito a questo procedimento. Grazie. Allora, è assistito l'avvocato Eleonora Nicola Moiraghi che è presente. Buongiorno. E per l'avvocato Cagliazzo c'è un sostituto? Eccomi, buongiorno. Prego? Sì, ok. Perfetto. Sì, buongiorno Presidente. Buongiorno. Allora, per quanto riguarda le parti civili, Piscitelli Andrea, l'avvocato Luca Ranalli è presente? Buongiorno Presidente. Buongiorno. Piscitelli Bartolomeo, l'avvocato Tiziana Siano? Sì, presente anche per Piscitelli Angela e Galli Maria Assunta. Ok, anche per Piscitelli e l'altra parte civile. E le parti civili sono presenti personalmente? Piscitelli Andrea è presente. Piscitelli Piscitelli? Andrea presente? ed Angela sono presenti. Andrea ed Angela? Sì. Ok, perfetto. È presente per Piscitelli Bartolomeo, Piscitelli Angela e per l'altra parte civile Galli Maria Assunta. Invece l'avvocato Luca Ranalli per Piscitelli Andrea. Ok? Sì, allora poi ci sono i pubblici ministeri titolari, il dottor Palazzi e la dottoressa Ceraso. Allora, per quanto riguarda la composizione della Corte, allora diamo atto che a seguito di 2 dispense per 2 dei giudici popolari, attualmente quindi il giudice Mancini, che era un giudice supplente, subentra tra i giudici effettivi, che quindi sono presenti. Poi assente oggi, mentre era presente alla scorsa udienza, il giudice supplente Coppola, che non ha potuto comparire. Va bene. Allora, oggi avevamo destinato quest'udienza alle eventuali questioni preliminari e diamo atto che entrambe le parti hanno fatto pervenire Presidente, mi perdoni, 2 memorie. soltanto alle questioni afferenti alla formazione del fascicolo, sulla scorta poi del quale articoleremmo le questioni preliminari una volta conosciuti gli atti a disposizione della Corte e quindi utilizzabili anche ai fini delle questioni preliminari. Allora, oggi mi sembra che si fosse detto che c'erano le questioni attinenti alla formazione del fascicolo e connesse questioni preliminari, questo era quello che era stato detto. Guardi, Quindi, mi permetto di insistere soltanto perché ho riletto più e più volte le trascrizioni dell'udienza scorsa proprio per non incorrere in errore. E si era al termine della discussione che avevamo avuto in contraddittorio, si era deciso di oggi fare udienza solo ed esclusivamente per stabilire gli atti da introdurre nel fascicolo per il dibattimento. Sicuramente oggi è prossima... destinato a questo. A me sembrava di avervi chiesto insomma, di valutare anche le eventuali questioni connesse, perché anche questa è una questione preliminare, no? Quindi se ci sono questioni preliminari che sono strettamente correlate a questo del fascicolo, mi sembra che ci fosse il tema del deposito degli atti, avevate avuto un avviso di attività. Mi scusi, però non mi parli sopra, avvocato, se no per la trascrizione. Quindi mi sembrava di aver insomma, dato questo tipo di input alle parti. Noi non sappiamo che tipi di atti vi siano stati prodotti e non sappiamo se avevate questioni sugli atti che vi hanno fatto un avviso, quindi è ovvio che la Corte non è in grado ora di poter valutare tutte le questioni che le parti volessero introdurre, no? Ok, cominciamo da quelle che sono state in parte anticipate con le vostre rispettive memorie, a cui chiedo insomma, adesso di eventualmente illustrare e riportarvi. Anche perché, proprio per concludere, poi mi taccio, rispetto all'avviso di deposito atti che è pervenuto successivamente alla fissazione dell'udienza dinanzi alla Corte, la difesa ha, al termine della visione degli atti, chiesto copia ovviamente e una parte degli atti è stata già consegnata, un'altra parte, come da richiesta copie, quindi va da sé che non siete in grado di articolare esatto, quindi abbiamo necessità per forza di formulare riserva su
eventuali questioni afferenti agli atti dei quali ancora non conosciamo esattamente. Va bene, io direi però che siccome questa è un'udienza dedicata a questo e la Corte ha, come voi sapete, tantissimi altri processi, tutti molto incombenti, quindi non sprechiamo tempo, cominciamo a vedere intanto oggi che cosa può essere prospettato innanzi alla Corte e la Corte cercherà, siccome abbiamo già fissato un'udienza che era destinata a sciogliere riserve, di poter eventualmente valutare tutte le questioni intanto poste. Andiamo avanti. Quindi vediamo, c'è il pubblico ministero come prima parte processuale, ha formalizzato una richiesta in cui aveva anticipato gli atti che intendeva produrre. Sì, infatti quindi abbiamo se vuole anticipato illustrarla. e ora le deposito anche il cartaceo e i supporti informatici allegati agli atti trasmessi mediante il TIAP. Abbiamo letto ovviamente la memoria presentata dagli avvocati del signor... Se posso, il pubblico ministero, adesso dica lei quelle che sono intanto le questioni del pubblico ministero, perché poi vorrei che la difesa insomma la confermasse, l'articolasse e poi vi do la parola per Sì, va contraddire bene. su questo. E quindi, solo per una questione ok, di ordine, diciamo noi non così. abbiamo ulteriori, cioè la documentazione che ora, gli atti che ora deposito sono quelli già Benissimo. trasmessi con l'aggiunta dei supporti informatici. Benissimo, va bene, sentiamo la difesa invece. Il dottor Palazzi ha... No, perfetto. Sì, no, la difesa ovviamente si riporta alla... No, su queste intanto istanze del pubblico ministero, Sì, così sì. anche per far seguire a tutti l'ordine delle questioni. Allora, dall'indice degli atti prodotti dal pubblico ministero noi abbiamo rilevato che ancora sono presenti atti e documenti che non dovrebbero, a stretto rigore della lettera dell'articolo 431, trovarsi... Stiamo parlando degli atti di cui hanno chiesto l'introduzione? Esatto. Questi? Sì. Dall'1, ok. Dall'1 Quali sono? al... Se vuole allora precisarlo. Dall'1 al 20 noi Sì. rileviamo che sono indicati ancora atti e documenti che in verità non appartengono al fascicolo per il dibattimento dell'odierno processo. Faccio riferimento in particolare a tutti i documenti che afferiscono a diverso procedimento penale relativo ad altro delitto, ad altro fatto di reato, che è l'omicidio di Sceai. Abbiamo indicato nella nostra memoria del 2 marzo quelli che sono gli atti che quindi non possono, per espresso dettato di legge, essere introdotti nel fascicolo per il dibattimento. Abbiamo anche osservato... No, avvocato, me lo spieghi perché non la seguiamo obiettivamente, nel senso che io le sto chiedendo adesso di dirmi se sugli atti di cui ha la memoria, adesso non ricordo la data, quelle fatte per la presente udienza, 1 marzo, verbale di constatazione decesso, verbale di sequestro del materiale in uso, cioè, Sì, questo è. sono questi perché sono quasi tutti datati in coincidenza col delitto Piscitelli, anche dalla lettura degli atti. A quali atti allora le chiedo di essere più precise e Sì. di indicarmi quali sono i singoli atti che secondo lei non afferiscono a questo processo? Sì. Allora. E devo chiedere per forza Sì, sì, una certo. precisazione perché Allora, ad una prima abbiamo- lettura, almeno noi poi abbiamo i verbali, abbiamo le date dei verbali, l'oggetto, Sì. l'intestazione, il tenore del verbale. Ok, abbiamo Poi, i documenti... quale fosse l'originaria numerazione del fascicolo del GNR potrebbe anche non esserci noto in quegli atti che ci sono stati prodotti. Prego. Abbiamo i documenti di cui ha i numeri 18 e 19, in particolare gli OIE, che sono stati richiesti, come è ben scritto, nell'ambito del procedimento numero 5029919 e acquisiti nell'ambito di ulteriore diverso procedimento, che è quello appunto iscritto in ordine al delitto per il diverso fatto di reato afferente all'omicidio di Selav di Sceai, dei quali si... Avvocato, numerato come questo originario fascicolo? il 41661 del 2020. Era una numerazione di registro notizie di reato in comune in origine. Ed è questo che è rubricato il nostro fascicolo. Scusi, la interrompo per seguirvi, perché voi prego. date per scontato tutta una serie Perché di come circostanze. potrà la Corte vedere dal decreto che dispone il giudizio e dalla richiesta di rinvio a giudizio, i procedimenti afferenti ai 2 delitti erano uniti. Questo lo uniti. sappiamo. Ok.
Gli OIE però sono stati chiesti in relazione al delitto Sceai, non in relazione al delitto Piscitelli, e sono stati acquisiti dall'ufficio di procura, tant'è che li troviamo nel diverso procedimento e nel diverso fascicolo. Nell'ambito di questo procedimento, a seguito della separazione disposta dal giudice per l'udienza preliminare, che ha quindi rinviato a giudizio separando, stralciando nuovamente i due fatti di delitto e quindi i due procedimenti, mantenere questi OIE che nulla hanno a che vedere né sotto un profilo di connessione né sotto un profilo di collegamento con i fatti di cui ci occupiamo, ritengo che non possano essere introdotti nel fascicolo per il dibattimento come rituali e come atti che l'articolo 431 richiede tassativamente possano e debbano fare ingresso nel vostro fascicolo. No, vorremmo essere certi che sia chiara La prospettazione difensiva, Presidente. Prego, se vuole intervenire. Solamente Beh, non è che glielo devo dire se è aveva chiaro, interloquito avvocato. con noi su... Sto prendendo atto delle vostre indicazioni, poi Sì, no, bene. credo di aver compreso, insomma, poi non so. Quindi fa riferimento alle prime due, 18 e 19, quelli 18 che e sono 19, rubricati, sì. perché il numero che voi dite sarebbe 50299? RGNR? È questo? Allora, Guardate, tutti gli OIE sono stati acquisiti nell'ambito di diversi procedimenti. Ma questo tutti. l'abbiamo compreso Sì, da, ok. insomma, da... E poi sono stati dall'ufficio di procura condivisi nell'ambito di svariati prassi procedimenti. di diversi procedimenti. In che questo riguardano procedimento non sono stati mai condivisi, cioè nella fase delle indagini, conclusione indagini, udienza preliminare, non sono mai arrivati questi OIE perché non erano a sostegno né della richiesta cautelare e tantomeno del provvedimento genetico applicativo né della richiesta di rinvio a giudizio. Cioè sono atti che riguardano esclusivamente il diverso procedimento, oggi diverso, prima riunito, oggi separato. Quindi non hanno ragione di trovarsi nel fascicolo per il dibattimento, non essendo stati neppure acquisiti quando erano riuniti i fatti per questo delitto. Non so se ho chiarito. Sì, chiarissimo. Ecco, che poi invece per quanto riguarda l'OIE di cui al punto 20, invece, questo, sebbene richiesto in diverso procedimento, quindi il 2993 del 21, è stato richiesto proprio però nell'ambito di questo procedimento. Quindi l'unico OIE che avrebbe, legittimazione ad essere acquisito è quello di cui al punto 20, perché il numero 17 del 22 è stato chiesto proprio in relazione a questo fatto di reato e con indicazione dell'imputato Calderon. Bene, va bene. Quindi questa non ci sono osservazioni da parte dell'altro difensore e vogliamo, così tanto per... possiamo anche fare a loro dire quello che vorrebbero loro invece introdurre, così poi voi potete replicare sia sulle osservazioni sulla vostra richiesta che sulle richieste difensive. Va bene? Prego, avvocato. Sì, no, solo per far finire, sì, ha ragione, avvocato, mi scusi. Sì. Sì, no, ma vi avrei dato la parola, abbiate pazienza, sono subito focalizzati sulle posizioni principali, no, ma avete per quanto ragione. riguarda la difesa della parte civile Piscitelli Sì, Andrea, avvocato Ranalli, sì. Avvocato Ranalli si associa alla richiesta di produzione documentale come da indice della Procura per tutti i documenti in essa indicati. Benissimo, l'altra parte civile si associa anche lei? Sì, mi associo e volevo Va bene. però sentire ulteriormente per poter ampliare eventuale l'argomentazione. Va bene. Sentiamo la difesa, allora se vuole sostenere poi la propria richiesta. Aveva fatto un'istanza, no? Prego, certo. Quanto al verbale di sequestro della videocamera, il documento numero 10, Sì? noi chiediamo che non possa essere acquisito perché non risulta un decreto di convalida, salvo errore nostro. Il verbale di sequestro
Però scusate, stiamo facendo questioni attinenti al fascicolo, no? Alla formazione del fascicolo. Poi se ci sono questioni sulla validità degli atti, su altre questioni, queste poi si pongono. Adesso la questione è: possono entrare o non possono entrare nella formazione del fascicolo? Poi il tema della validità, dell'utilizzabilità è un discorso che poi segue, ok? Potete anche anticiparla la questione, però segue. Ma noi la ponevamo anche in questa fase della formazione del fascicolo. Si produce un verbale di sequestro non accompagnato dal decreto di convalida. Quindi io ritengo di poter già segnalare sin da ora che, difettando il decreto di convalida, il verbale di sequestro deve essere non accolto nella formazione del fascicolo. Poi se lei lo ritiene un'anticipazione, la formuliamo dopo, la prendiamo come sembrava tale. pertinente. Sì, vabbè, tutte le richieste formulate in memoria. Ok, no, perché le parti, va bene, nel senso non sono state ostese forse a tutte le parti, non so se... Abbiamo avuto cura di mandare a mezzo PEC a tutte le parti, va bene, sia l'indice che i documenti allegati. Se la potete risintetizzare per la Corte, per i giurati popolari, abbiate pazienza, questa è una composizione mista. Così almeno anche i giudici riescono a seguire meglio. Allora, noi abbiamo quindi da un lato opposto la impossibilità tecnico-giuridica proprio di introdurre nel fascicolo per il dibattimento di questi atti. Poi abbiamo rilevato che, ad esempio, con riferimento al verbale di esecuzione del decreto di fermo è allegato anche il decreto di fermo, laddove invece è previsto l'ingresso come atto irripetibile soltanto il verbale che riferisce delle operazioni di polizia giudiziaria compiute, ma senza ostensione del titolo che viene posto in esecuzione, e quindi riteniamo che quello debba essere restituito agli atti con il 433. Poi abbiamo visto che all'interno del faldone 5, che è in possesso già, quindi è già nella cancelleria di questa Corte, sono contenuti sostanzialmente tutti gli atti relativi alla posizione giuridica di Calderon. Però anche in questo caso troviamo sia atti che afferiscono all'odierno procedimento e atti che afferiscono invece al diverso procedimento del delitto SCEAI, e quindi noi riteniamo che tutti gli atti che, quando il GUP ha disposto il rinvio a giudizio e la trasmissione a questa Corte, ha in blocco trasferito tutti i documenti, e quindi nella posizione giuridica originariamente composta vi erano sia gli atti dell'uno che dell'altro fatto, però rebus sic stantibus oggi sono due procedimenti separati, e quindi tutti gli atti, anche di posizione giuridica, cautelari e varie, che riguardano il delitto SCEAI devono essere, riteniamo, restituiti all'ufficio di procura. Per quanto riguarda invece il procedimento appunto di Piscitelli, dovrebbero comunque essere restituiti all'ufficio di procura tutti i documenti, i provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria afferenti al titolo custodiale, quindi la richiesta di misura, l'ordinanza di applicazione della misura e tutte le ordinanze che sono state pronunciate in sede di incidente cautelare, quindi dal Tribunale del riesame. Laddove invece la Corte ritenesse che tutti questi atti, che in realtà vanno a formare il fascicolo della posizione giuridica, che quindi è un fascicolo diverso ed autonomo rispetto a quello per il dibattimento, chiediamo che questi atti vengano integrati con la produzione che abbiamo già curato e che oggi ovviamente produrremo in forma cartacea, che riguarda gli atti difensivi che necessariamente devono essere conosciuti dalla Corte, perché all'interno degli ovviamente incidenti cautelari, le udienze davanti al Tribunale del riesame, l'udienza dinanzi alla Corte di Cassazione, i ricorsi sono stati promossi appunto dalla difesa, per cui avere il provvedimento che ha deciso un ricorso della difesa ma non il ricorso rende necessariamente monca poi la
completa informazione su quella che è l'attuale posizione giuridica, e quindi a completamento e ad integrazione di quanto già versato chiediamo che vengano acquisiti quegli atti. Peraltro lo stesso giudice dell'udienza preliminare, in sede proprio di rinvio a giudizio, decidendo su alcune questioni che afferivano proprio a questo rilievo di mancanza di atti di parte, scriveva nel suo provvedimento che la difesa ben avrebbe potuto provvedere al deposito delle memorie e dei propri scritti difensivi, e quindi chiediamo che questi vengano acquisiti. E in tal senso depositiamo la memoria che è stata depositata dinanzi al Tribunale del riesame il 13 di gennaio 2022, il ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del riesame assunta a scioglimento di questa udienza del 13 gennaio 22, la sentenza della Suprema Corte che ha deciso detto ricorso, e poiché vi è stato un annullamento con rinvio, in sede rescindente è stata depositata una nuova memoria all'udienza celebrata il 29 di settembre 22 dinanzi al medesimo Tribunale del riesame di Roma, e ancora è pendente ricorso in Cassazione, e quindi ovviamente anche l'atto di ricorso. L'udienza è fissata per il giorno 11 maggio 2023. Va bene. E poi chiediamo, trattandosi di verbale di atto irripetibile e che quindi può essere ovviamente inserito nel fascicolo per il dibattimento, il verbale di perquisizione che è stato eseguito nei confronti di Calderon in data 4 giugno 2020 da appartenente al commissariato Trevi Campomarzio. Questa produzione va a sostituire il verbale che è già prodotto in atti, che però è in realtà un'annotazione di polizia giudiziaria all'interno della quale si dà informazione dell'avvenuta attività di perquisizione e sequestro. Quindi noi chiediamo che l'annotazione di polizia giudiziaria, sulla quale ovviamente verrà poi sentito il test che è inserito nella lista, venga espunta e restituita agli atti dell'ufficio di procura, e in suo luogo venga acquisito il verbale delle attività, quindi delle operazioni di perquisizione personale e locale, che sono poi l'oggetto di questa annotazione. E per quanto non ho detto, ovviamente mi riporto allo scritto del 2 di marzo. In particolare con riferimento a quest'ultima richiesta, siccome da una prima disamina del fascicolo non abbiamo rinvenuto esattamente questo atto a cui lei fa riferimento, lei ha anche il riferimento di fascicolazione nostro per caso? Perché noi cartaceamente non sembra che l'abbiamo trovato, quindi, però chiaramente è un primo esame del fascicolo in vista soltanto di... Quindi se per caso, sì, così, se per caso ha il riferimento anche più puntuale, ce lo fornisce, ci fa una cortesia. No. L'avvocato Cagliazza vuole intervenire? No? Okay. Allora, se le diamo il numero del documento PDF con il TIAP riuscite a risalire? Il documento lei ce l'ha dato, già ci ha dato delle indicazioni del documento. Non no, abbiamo il numero... Nel senso, nella nostra fascicolazione non l'abbiamo. Cioè nel cartaceo o al TIAP? Perché io ce l'ho sul TIAP, ovviamente, perché noi la visione ce l'abbiamo informatica. Allora, noi l'abbiamo adesso visto cartaceamente, perché poi noi il nostro, finché abbiamo la disponibilità del fascicolo, è ovviamente una visione cartacea. Cartaceamente non l'abbiamo trovato. Del vostro fascicolo. Va bene, eventualmente se potete dare qualche ulteriore indicazione può essere utile. Poi, insomma. Allora, il numero di PDF però al TIAP è 14864960, e questo è il cartaceo di cui, se vuole, lo mostro alla Corte. Ma c'è un'affoliazione, no, anche nel TIAP, come affoliazione TIAP che cosa le risulta? Questo cartaceo? Questo è il documento, dico, ma a Questo è il livello di documento affoliazione corrispondente a questa annotazione di polizia giudiziaria, all'interno della quale si dà atto che nella tarda serata è stato effettuato. Lei faccia una però cosa, non c'è il verbale di del perquisizione. documento, così agevoliamo la ricerca. Noi così ad una prima esame non l'abbiamo visto. Questo è quello però di cui noi chiediamo l'espunzione in cambio diamo il verbale lo fornite proprio. in ausilio alla Corte per l'individuazione dell'atto originale. Ah sì.
Grazie. Va bene, allora se la difesa ha concluso, dare la parola al pubblico ministero, poi alle parti civili, in modo da poter sia interloquire sulle richieste difensive sia eventualmente di replicare. Prego. Sì, allora per quanto riguarda l'indice degli atti depositato appunto dal pubblico ministero, andando con ordine rispetto ai rilievi che sono stati mossi dalla difesa. Dunque sul documento 10 il verbale di sequestro della videocamera ci riserviamo di verificare la presenza o meno della convalida. Io ho allegato semplicemente il verbale di sequestro, presumo che ci sia, però insomma mi riservo la produzione della convalida. Per quanto riguarda il documento 14, cioè il verbale di fermo e il decreto di fermo, allora, noi riteniamo che sì, è vero che l'atto irripetibile è il verbale di fermo quando il fermo viene eseguito direttamente dalla polizia giudiziaria come atto di polizia giudiziaria completo che dà conto non solo del fermo di un determinato soggetto, ma anche dei motivi per cui viene sottoposto a fermo e quindi per quanto riguarda i presupposti e la gravità indiziaria rispetto al reato per il quale il fermo viene eseguito. In questo caso, trattandosi di decreto di fermo del pubblico ministero, la polizia giudiziaria ha eseguito il fermo in esecuzione del decreto che fa parte integrante del fermo. In ogni caso, se questa Corte dovesse ritenere che il decreto di fermo non può essere inserito unitamente al verbale di esecuzione autonomamente, dovrebbe comunque trovare collocazione nel fascicolo relativo alla posizione giuridica dove deve essere compreso il decreto di fermo, l'ordinanza di convalida del fermo e applicazione della misura cautelare ai sensi del codice di procedura penale 432, perché l'imputato è sottoposto a tutt'oggi a quel titolo custodiale che trova ingresso non nel fascicolo del dibattimento, cioè 431, ma nel 432. Per quanto riguarda invece le questioni che sono state sollevate rispetto agli ordini di indagine europea indicati nei numeri 18, 19 e 20, ecco, vorrei fare un po' di chiarezza. Innanzitutto nessuno degli ordini di indagine europea inseriti nell'indice è stato richiesto per questo procedimento né per il procedimento relativo all'omicidio di Sceai, perché si tratta di ordini di indagine europei richiesti dai pubblici ministeri titolari dei procedimenti 50-299-19, i primi due ordini di indagine, e 299-3/21, il terzo ordine di indagine. I pubblici ministeri titolari di questo procedimento, del procedimento recante il numero 41661 del 2020, che inizialmente riguardava soltanto l'omicidio Sceai, hanno acquisito, chiedendo l'autorizzazione ai colleghi titolari di quei procedimenti, le chat che erano già pervenute con ordine di indagine europeo e quindi anche la documentazione relativa. Prima dell'avviso di conclusione delle indagini, la Procura ha riunito il procedimento relativo all'omicidio Piscitelli al procedimento relativo all'omicidio di Sceai, esistendo tra i due fatti, ad avviso della Procura, un collegamento probatorio, se non una connessione in senso stretto, un collegamento probatorio molto forte, e quindi ha emesso un unico ordine di indagine. Chiaramente il numero portante è diventato il più vecchio, 4161/20. L'udienza preliminare è stata fatta per l'unico procedimento e, a fondamento della richiesta di rinvio a giudizio, il pubblico ministero ha posto tutti e tre gli ordini di indagine acquisiti in altri procedimenti, compreso il terzo che riguarda specificamente le chat riferibili a Calderon, a fondamento della richiesta di rinvio a giudizio, e quindi anche nel momento del deposito del 415 bis quegli ordini di indagine facevano parte del fascicolo del pubblico ministero unico per entrambi i procedimenti. Quindi il motivo per cui vengono indicati e riportati qui è il fatto che, sussistendo anche in questo caso la contestazione dell'aggravante del 416,1, anche se
416.1, se i due fatti sono stati separati, i due procedimenti hanno seguito strade diverse, questi atti devono stare nel fascicolo del dibattimento come previsto espressamente, perché si tratta di atti acquisiti con attività rogatoriale, sia in questo procedimento che nel procedimento che riguarda invece l'omicidio Sceai. E sul resto poi invece aggiunge, ecco, parlerà il collega. Prego. C'erano allora. No, erano nel materiale probatorio posto a fondamento. Sì, c'erano gli atti. Allora, io vorrei fare un'osservazione di carattere generale che mi serve poi per spendere qualche parola circa le eccezioni sollevate dalla difesa e le richieste formulate. Allora, noi abbiamo il nostro faro in questo momento, sono due articoli, il 491 e il 492, che afferiscono alla formazione del fascicolo del dibattimento. La regola processuale per la formazione di questo fascicolo, a parte l'eventuale, come dire, consenso delle parti ad alimentare ulteriormente questa formazione, afferisce alla natura dell'atto, quindi non, come dire, alla genesi iniziale, ma alla natura dell'atto, cioè se sia esso o meno atto irripetibile, se sia o esso o meno atto proveniente dall'estero attraverso un'attività rogatoriale. Ecco perché non può essere messa in discussione che un atto come un verbale di sequestro sia ontologicamente irripetibile, per cui la questione se vi sia o non vi sia la convalida, ripeto, insomma, adesso questa è una questione astratta, afferisce poi alla validità, gli effetti, utilizzabilità e quant'altro, ma non muta la natura ontologicamente irripetibile dell'atto, per cui un verbale di sequestro, quand'anche per ventura non convalidato, costituisce un atto irripetibile, poi la discussione sulla utilizzabilità e gli effetti di un'eventuale mancata convalida, sto ragionando per assurdo, afferisce a un'altra fase. E allora, quanto agli OIE, che sono pacificamente, e non possono, non può essere revocato in dubbio, che è un'attività di acquisizione di prove all'estero, vengono per scelta del legislatore a far parte direttamente del fascicolo del dibattimento. Ebbene, siccome, ma lo dico a beneficio anche dei giudici popolari, in realtà che cosa è stato fatto in questi anni? Erano stati acquisiti tramite operazioni all'estero, acquisite delle chat riferibili a utilizzatori diversi. Nell'ambito di diversi procedimenti sono state acquisite queste chat. Documentazione informatica, ma questo poi ne discuteremo magari in un altro momento. Ovviamente queste chat, una volta acquisite, transitano, secondo le regole processuali, in diversi procedimenti perché afferiscono a diverse indagini che coinvolgono questi soggetti. Benissimo. Queste chat a cui si è fatto riferimento in questi ordini di indagini europei sono state poi introitate nell'unico procedimento prima della celebrazione dell'udienza preliminare, anzi prima della decisione del giudice dell'udienza preliminare, nell'unico procedimento che afferiva a due diversi omicidi, che vedono sempre il coinvolgimento del medesimo imputato, uno dei due omicidi anche di altri imputati, e quindi erano il compendio probatorio di entrambi i fatti, posti a fondamento della richiesta di rinvio a giudizio per entrambi i fatti, peraltro entrambi i fatti che, ad avviso di questo ufficio, poi ovviamente sarà oggetto di prova,
sono fatti che hanno una connessione non solo probatoria, ma sono all'interno di una dinamica criminale che ha coinvolto, diciamo, il nostro imputato, l'imputato che oggi siede davanti a voi, nell'ambito ovviamente di una relazione composita tra fatti criminali. Quindi è un tema di indagine. Benissimo, quindi sono attività rogatoriale acquisita legittimamente e facente parte del compendio a supporto di una richiesta di rinvio a giudizio nel contraddittorio delle parti, cioè si tratta di materiale messo a disposizione ovviamente delle difese. Dopodiché, in ragione di una prevalenza del principio del giudice naturale, che ovviamente, come dire, supera la connessione probatoria sui fatti, il giudice ha deciso di separare questi due procedimenti. Uno viene celebrato oggi qui, un altro è in corso di celebrazione davanti alla Corte d'Assise di Frosinone. Detto questo, quindi, l'OIE non è agganciato solo ed esclusivamente a, come dire, a un fascicolo, è agganciato a una legittima acquisizione nell'ambito di un procedimento penale, un'acquisizione nell'ambito, diciamo, un transitare di questo materiale documentale nel fascicolo che riguardava entrambi gli omicidi e la cui prova verrà portata, così come noi oggi chiediamo l'acquisizione dell'OIE al fascicolo di questo dibattimento, chiederemo l'acquisizione degli stessi OIE al fascicolo dell'altro dibattimento, cioè quello a Frosinone, perché c'è una stretta connessione tra i due fatti. Detto questo, quindi, diciamo così, non c'è altro da aggiungere, è la legge che stabilisce l'acquisizione nel fascicolo e non si può che fare di conseguenza. Per quanto attiene, quindi questo per ciò che attiene le nostre richieste, allora, per quanto attiene l'istanza delle difese, nulla questio sulla sostituzione del decreto di perquisizione in luogo della nota che discute il decreto di perquisizione, non c'è nessun problema ovviamente. C'è un problema, ovvero un'osservazione per quanto afferisce, come dire, una norma che evidentemente la difesa oblitera, che è il 492. È nota la discussione sul contenuto additivo del 492 rispetto al 491. È nota la discussione teorica su quello che gli statunitensi chiamano, no, l'approccio del Virgin Minds, cioè secondo cui, no, il giudice non dovrebbe conoscere nulla, forse più correttamente in Italia si parlava di immunità psicologica, diciamo in un'accezione un po' stravagante. Comunque, voglio dire, non è un caso che con l'introduzione del codice furono sollevate anche questioni di legittimità costituzionale, peraltro respinte con perdite. Cioè sappiamo benissimo che il giudice, questo giudice, voi giudici, siete anche giudici della cautela. Siete giudici della cautela perché, ovviamente, perché l'imputato è sottoposto a misura e quindi è previsto dall'ordinamento che in quello che nel gergo nostro chiamiamo la posizione giuridica vengano inseriti gli atti che sono a fondamento il titolo cautelare, che è, diciamo, è quello genetico ed è quello successivo degli eventuali provvedimenti del Tribunale di esame piuttosto che della Cassazione. Nulla questio, cioè questo è un fatto, come dire, non censurabile, ripeto, a meno che di ripercorrere improbabili eccezioni di incostituzionalità, è previsto dall'ordinamento e quindi devono far parte del vostro fascicolo subspecie di posizione giuridica. Ora, siccome questa concezione dell'immunità psicologica è per me, come dire, una posizione abbastanza bizzarra, diciamo, è molto ideologica e poco legata alla concretezza dei fatti,
C'è di più, dice la parte, vabbè, se, come dire, non si può espungere dal fascicolo questa documentazione, e francamente non si può espungere perché lo dice la legge, noi chiediamo però di inserire anche gli atti di parte, cioè non gli atti del giudice che, come dire, è il titolo cautelare nei confronti di Calderon, ma anche gli atti di parte. Noi diciamo benissimo, cioè noi non abbiamo assolutamente nessuna, come dire, posizione oscurantista nei confronti della produzione documentale. Si produca anche l'atto di parte, ma si produca a questo punto anche l'atto di parte di questo ufficio, nel principio dell'equità delle parti e del 111 della Costituzione. Producono la memoria, hanno intenzione di produrre la memoria presentata al Tribunale di riesame? Benissimo, siamo contenti. Chiediamo la produzione della memoria che abbiamo presentato noi al Tribunale di riesame. Cioè, se, come dire, c'è questa esigenza di offrire una ricostruzione anche non solo del provvedimento del giudice, ma anche della dialettica delle parti che hanno portato a quel provvedimento, benissimo, siamo d'accordo, si produca la produzione di parte difensiva, si produca la produzione dell'accusa. Quindi la nostra richiesta è, uno, mantenere negli atti, perché lo prevede la legge, tutti i titoli nella, come dire, consecutio temporale, con questa aggiunta, questo arricchimento, diciamo, della posizione giuridica proposta dalla difesa, a cui noi non ci opponiamo, subordinandolo ovviamente alla produzione di atti idonei, diciamo, identici dalla parte dell'accusa. Tutto qui. Va bene. Angela, è riuscita a memorizzare? Sì, comunque quindi si oppone all'espunzione degli atti dalla posizione giuridica, in subordine chiede di poter produrre le eventuali memorie depositate dal pubblico ministero nel procedimento incidentale cautelare. Quindi sul fascicolo non ci sono altre questioni. E le parti civili, scusate, le parti civili, prima di concludere. Grazie Presidente. Avvocato Ranalli. Dunque, ovviamente ci associamo come parte civile alla considerazione che ha appena svolto l'ufficio di procura sul rispetto della parità delle armi in campo, per cui laddove dovessero essere acquisite le memorie di parte della difesa dovranno essere acquisiti anche le memorie depositate più volte dalla procura in sede cautelare. Per quanto riguarda poi l'espunzione dei documenti indicati nella memoria difensiva, pagina 2, con riferimento al procedimento Piscitelli, quello che appunto ci riguarda, io credo che questi atti, questi documenti debbano necessariamente trovare ingresso nel fascicolo sotto forma di sottofascicolo cautelare ai sensi dell'articolo 432 codice di rito. Penso che questo sia un aspetto non controverso sotto il profilo strettamente legale e procedurale. Segnalo che la difesa, laddove chiede di inserire sia memorie difensive che sentenze della Cassazione, non ha chiesto di inserire la sentenza con la quale la Cassazione si è pronunciata appunto in via definitiva sul ricorso presentato appunto dalla difesa per annullare il provvedimento di fermo. È un provvedimento definitivo quello, pertanto sì, però è un provvedimento cautelare anche quello, per cui laddove non devono entrare provvedimenti cautelari in un senso non dovrebbero entrare anche nell'altro senso. Per cui ci associamo alla richiesta del pubblico ministero e chiediamo che vengano acquisiti appunto ai sensi dell'articolo 432 tutti i documenti e tutti i provvedimenti cautelari indicati dalla difesa del Calderon. Scusate, siccome quando abbiamo fatto la calendarizzazione delle udienze di rinvio, nella mente era rimasta la memoria che avreste articolato qualcosa di più importante in relazione alle tematiche che in qualche modo sono state anticipate o insomma come dire.
nel pur parler dell'udienza, anche magari fuori dagli interventi ufficiali delle parti. Allora, quindi su questo punto, su questa questione, noi adesso andiamo in Camera di Consiglio e ci pronunciamo, non all'udienza successiva. Avreste a quel punto avuto tutto il tempo per avere tutti quanti gli atti e poter articolare le vostre eventuali eccezioni, se ce ne saranno, e in che termini ce ne saranno, diciamo così, sul prosieguo. D'accordo? Presidente, mi scusi, sì. Perché non ci siano equivoci. Noi ci siamo pronunciati sul tema OIE solo con riferimento alla formazione del fascicolo. Sì, ma infatti stiamo parlando della formazione del fascicolo, no? Quindi il discorso del verbale di sequestro, insomma, lo stesso discorso. I temi della utilizzabilità di questi OIE non stiamo parlando di questo, no, stiamo parlando esclusivamente del discorso formazione del fascicolo, quindi atti che possono entrarvi, atti che non devono entrarvi. Quindi mi sembra che le eventuali riserve delle parti fossero su questioni o che non attengono strettamente alla formazione del fascicolo, mi riferisco al tema che la difesa comunque ha inteso anticipare dell'eventuale validità o utilizzabilità di uno dei verbali eventualmente da ritenere inseriti nel fascicolo del dibattimento, e che quindi non è strettamente attinente forse alla formazione del fascicolo, no, per decidere ora, perché noi pensavamo a un rinvio perché credevamo che avreste articolato anche qualche altra questione nelle more, perché questo era il ricordo che avevamo sinceramente. E a questo punto noi ci pronunciamo, se ci sono eventuali produzioni di, subordinate che sono state fatte in luogo della mancata produzione dell'accoglimento o meno dell'istanza prospettata dalla parte, eventualmente se la Corte deciderà in un certo senso, mi riferisco, non so, alla memoria che il PM ha riservato di produrre laddove vengano. Se le avete potete produrre, così noi decidiamo le questioni alla luce di tutti quanti gli elementi, altrimenti dico sono sempre temi che possiamo. Allora c'era il cartaceo che dovevate dare, no? Entrambi dovevate dare un cartaceo di ciò che avete anticipato telematicamente. Sì. Cartaceo, e queste sono le due memorie, presentate nel procedimento cautelare. Nel procedimento cautelare. Da parte dell'ufficio di procura, va bene. Ma lì ci sono anche il supporto informatico. Solo per capire, i CD stanno là dentro. No, a che si riferiscono? Agli OIE. Cioè, agli OIE nel senso alle chat o agli OIE le richieste, cioè quello che avete già depositato in forma cartacea? Il documento, il dato informatico che è pervenuto tramite OIE, che ci hanno trasmesso ovviamente le chat, cioè il testo delle chat, no, per capire sì, cioè, quando si parla il documento informatico che c'è, non so, il sopralluogo, aspetta che ha fatto il filmato, l'autopsia, quelli che sono menzionati, cioè là dove c'è allegato il file è indicato supporto informatico. Non capisco che problema c'è. Voglio dire, il sopralluogo è composto da una parte cartacea e una parte informatica, perché ovviamente è il video del sopralluogo. Ora che diciamo che oggi poi un po' da codice, un po' anche in base al protocollo con l'avvocatura, i documenti che vengono prodotti dovrebbero essere, almeno che non siano di pochissime pagine, prodotti anche in formato digitale, quindi sì. Va da sé. Sì, no, non è... No, non è quello, è per comprendere, poiché nell'indice atti non si faceva riferimento a produzioni di file video, allora chiedevo a cosa facessero riferimento questi supporti che oggi vengono prodotti, e mi stanno rispondendo che una parte sono afferenti alle chat di cui all'OIE e un'altra è un video del sopralluogo al... È scritto, se lei vede nel documento 11, verbale 8 agosto 2019 relativo ad accertamenti e rilievi della polizia scientifica nel corso del primo sopralluogo e quindi oggi del 7 agosto con allegato DVD. Sì. No, anche il documento seguente è il secondo sopralluogo, sempre con allegato DVD. Sì, per capire, quindi questi rilievi e sono poi il video... Il 13, scusate però, il documento vi posso 13... pregare, non parlate insieme perché sì, poi la trascrizione non viene.
dicono che incomprensibile, quindi se uno parla, anche solo se vi fate così per chiarire, non è neanche un vero e proprio intervento, perché viene trascritto tutto, noi trascriviamo ogni parola, Sì, però poi se no così si crea confusione. Facciamola finire in modo che le spiega bene che cosa intende, Sì, ho penso capito, che potrà poi, se ha qualche ulteriore domanda da fare, sicuramente sarà disponibile e poi, a rispondere. Prego. Dicevo, è nel documento indicato al numero 13, verbale dell'8 agosto 2019, relativo ai rilievi della polizia scientifica sul cadavere di Piscitelli, sempre con allegato DVD, che è il filmato realizzato contestualmente all'esecuzione dell'autopsia. Le faccio una domanda io, allora. Gli UA sono comprensivi dei DVD contenenti i dati informatici, alias, cioè sì, le chat criptate? Ok, prego avvocato, voleva dire qualcosa? No, era appunto che chiedevo, quindi quando noi leggiamo rilievi effettuati si intende appunto il video girato era questo, e poi volevo sapere appunto se fossero contenute le chat, perché basta, era una richiesta a chiarimento della produzione. Benissimo. Va bene, allora la Corte si ritira. E dove te lo prendi?